E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Ciao, ciao a tutti. Scusate, ma ho dei problemi, ovviamente sempre con... Allora, riavviamo con la Fire Stick TV perché io come monitor, diciamo reale, utilizzo la mia Smart TV con la Fire Stick per vedere se stiamo correttamente in live, ma mi sembra che sia tutto a posto, sia tutto in ordine e quindi possiamo procedere mentre la Fire Stick si riavvia e magari dopo il riavvio funzionerà tutto, si spera. Ecco, ho fatto il suono. Tra l'altro queste Fire Stick diventano sempre più lente nel caricare il sistema operativo, sembra quasi Windows. E quindi, allora, salve a tutti, come vedete ho cambiato un'altra volta il background di questa live, ho messo un Commodore 64, diciamo l'ultima versione del Commodore 64 che ricorda molto l'Amiga 500, e quindi non è la versione a biscottone a cui siamo sempre abituati a vedere il Commodore 64, ma diciamo è una bella immagine che ho trovato sempre su Google e allora io le sfrutto, le uso. E qui al lato vedete la copertina di una rivista di cui vedete poi il Restream proprio non mi funziona più, ho grossi problemi con il Restream perché io avevo fatto pure, diciamo, sì, funziona quindi la live. Voglio vedere se riesco a mettere i commenti qui sul chat live. Ok, non lo so se me l'ha attivata chat live, ma comunque non... connessione riuscita, sembra di sì, boh, vabbè. Chat live l'ho messo, vediamo se per caso dovesse funzionare Restream Chat, ma dubito che funzioni Restream Chat. Ecco, così poi possiamo passare a fare lo sfogliamo insieme. Anche oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di una rivista. Vi avevo promesso che avrei cercato di fare una live al giorno. Una l'abbiamo fatta ieri, vediamo se riusciamo a portare avanti anche questa, compatibilmente anche nel capire se funziona o non funziona tutto l'ambaradam. Niente, stream not found. Che dovrei fare qua? Cioè, io sì, lo so, lo stream c'è. No, questo video non è più disponibile. Ma perché mi va a cercare un video vecchio come il cucco, che io ovviamente ho pure rimosso? Cioè, qui c'è qualcosa che non va. Allora, facciamo una cosa. Scusatemi un attimo, eh. Mi disconnetto e mi riconnetto. Vediamo un po'. Niente, stream not found. Renato De Vita. Niente, oh. Va a cercare una vecchia live che non esiste più da tempo. E infatti dice questo video non è più disponibile. E quindi, allora, vediamo un po'. Aggiorno Restream. Oh, vediamo un po'. Close. Niente. Sto sfruttando anche questa live per capire. C'è un API error su Facebook, e ok, va bene. Ma Restream not found addirittura. La dashboard, se mi apri la dashboard, e qui funziona tutto, ci sta. Ma secondo me hanno cambiato qualcosa e questo Restream Chat va aggiornato, secondo me. Solo che adesso non lo posso aggiornare, quindi niente. Andata così, dai, continuiamo senza Restream Chat. Va benissimo anche così. Allora, dicevamo, buongiorno a tutti, sono le ore 11:37 di questo 8 gennaio 2026
durante questa live faremo lo sfogliamo insieme di questa rivista. La copertina la vedete qui al lato. Allora, io qui ho trovato un po' di riviste vecchie, guardate, il numero 0 di Zap, con cui è ripartita questa rivista iconica ormai nel 2022, quindi nel lontanissimo 2022, proprio grazie agli amici dell'associazione Irons, vedete? Questa è presa dai, diciamo, dal numero 0, gli amici dell'associazione Irons. Questa rivista che era originariamente negli anni 80 e 90 dedicata, diciamo, agli 8 bit, però con particolare riguardo al nostro amato Commodore 64, anche se c'erano giochi anche per lo Spectrum e per altre console, venivano recensiti giochi per, diciamo, per console, insomma pure computer, home computer, quindi diciamo tutto ciò che era 8 bit veniva trattato all'interno di Zap, ok? Poi subito dopo Zap venne The Games Machine, ecco questa quindi è natalizia, però ci siamo lasciati dietro anche il Natale. Guardate per esempio, ecco il numero 1, senza che ve li faccio vedere tutti. Guardate già che belle copertine, quante erano belle le copertine di questa rivista, veramente veramente degna di applauso. Abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di parecchi numeri, però altri mancano, quindi faremo lo sfogliamo insieme anche di tutti gli altri numeri mancanti, ok? Allora, vediamo a che numero siamo arrivati. Allora, questa è la busta con cui mi arriva sempre via posta. Vedete, qua c'è scritto non piegare. Vedete? Irons di Vigevano. Allora, attualmente sul sito zappmagazine.it sono stati sospesi gli ordini anche degli arretrati. Ok? L'unico modo per ricevere i nuovi numeri di questa rivista di Zap è quella di fare l'abbonamento annuale, quindi non è un abbonamento, diciamo, è il tesseramento alla, diciamo, a questa Irons di Vigevano, e tra le altre cose loro nel tesseramento all'Irons di Vigevano danno anche qualche numero di Zap, quelli che riescono a fare, perché ricordiamoci una cosa, che queste cose sono fatte da appassionati, quindi diciamo sono al limite, oserei dire, senza scopo di lucro, perché solo a scopo divulgativo vengono create queste riviste. Ultimamente mi sembra che oggi addirittura mi è comparso un post su Facebook dove dice che è nato il giornalino del Commodore 64, una cosa del genere, quindi un'altra rivista, un'altra rivistina che diciamo si acquista sempre dietro il pagamento di un, ma non si possono, sono donazioni, diciamo, perché uno vuole essere partecipe. Io nel frattempo sto aprendo la busta, vedete, senza cercare senza rompere nulla, anche se poi questa va buttata. Eccoci qua, sì, esatto. Allora, questo è il numero, esattamente quello che ho trovato lì. Purtroppo quell'immagine che vedete lì a fianco l'ho trovata ad una risoluzione bassissima, e poi siccome loro hanno levato tutte le copertine dal sito, e allora io quella in digitale senza aprire questa non l'ho trovata, e questa l'ho dovuta sballare. Quindi eccoci qua, questa è Zap, come vedete è il 18103 del 2025, e questo era diverso tempo, che a me è arrivato a novembre mi sembra questa rivista, eh. Ecco la quarta di copertina, ve la faccio sempre vedere, la quarta di copertina, cercando di non fare di limitare quanto più è possibile i riflessi, perché ancora non ho costruito, diciamo, io volevo fare una basetta dove mettere le riviste e sfogliarle magari su questo tavolo che voi sapete che io ho qui. Adesso non si vede il tavolo, ma qui c'è il tavolo, e poi come vedete qui il presepe finisce esattamente qui dove ho il dito. Infatti questa è la barriera del presepe, che io la faccio sempre con
del materiale al polionda. In questo caso ci ho aggiunto al polionda un pezzo di scatola di cartone proprio del colore della terra, e quindi è marrone proprio color terra, e l'ho aggiunta perché altrimenti il presepe sarebbe finito qui. Quindi qui ce l'avete tutto completo adesso, il presepe oggi lo vedete in tutta la sua interezza, ok? Ma non è del presepe che dobbiamo parlare, dobbiamo andare a vedere questo zap, ok? Allora andiamo a vedere il sommario e l'editoriale. Sempre Paolo Besser firma l'editoriale, vedete? Eccoci qua. Allora, inutile che vi metto, tanto questo è un monitorino 4 terzi a tubo catodico, sto dentro un monitor Commodore che quindi è a tubo catodico, essendo a tubo catodico è 4 terzi, non 16 noni, e quindi non posso, diciamo, farvi vedere, diciamo, alla massima risoluzione queste pagine. Comunque, queste mie live servono per darvi un'idea del lavoro che c'è dietro una semplice rivista, ma non solo, per farvi vedere, diciamo, il contenuto di queste bellissime riviste che ancora oggi, anche nel 2026, perché come abbiamo detto sono aperti i tesseramenti per tutto il 2026, però costa 40 euro, quindi non costa neanche troppo, perché già se ci danno 3 o 4 numeri, già con 40 euro con le spese di spedizione uno, diciamo, ci è rientrato. Allora, qui si parla, ecco, c'è tutto l'editoriale come vi ho detto, c'è il sommario con tutte le varie recensioni, le rubriche, gli speciali, e poi di qua si parte subito con un gaming news, voci di corridoio, notizie, anteprime e curiosità dal magico mondo delle piattaforme a 8 e 16 bit. Come sapete, Zappa alla fine trattava anche un po' di Amiga, computer a 16 bit, e aveva cominciato a trattare anche un po' di altri computer di quell'epoca a 16 bit, ma poi uscì The Gamers Machine e piano piano Zap, che era dedicato, diciamo, un 90% agli 8 bit e a quel 10% rimasto ci metteva qualcosa pure dei 16 bit, piano piano gli 8 bit diciamo videro il tramonto, mentre era l'alba di console e di computer tutti quanti a 16 bit, quindi con grafiche e sonoro superiori a quelle di un vecchio 8 bit. Allora Zap come rivista prima uscì all'interno di The Games Machine come allegato, e poi alla fine ricordiamo tutti l'iconica copertina tutta nera con scritto Game Over al centro. Ok, quello fu l'ultimo numero iconico di Zap. Prima poi venne fatto, pure ve l'ho fatto vedere, un altro numero negli anni 2000 di Zap. Io ce l'ho tutto stampato a colori, faremo, lo sfogliamo insieme anche di quello. Venne distribuito in formato PDF gratuitamente, appena uscito, fatto dagli appassionati che facevano la rivista all'epoca. Ok? E quello fu, diciamo, un saluto quasi definitivo prima dell'arrivo nel 2022 del nuovo Zap. Io lo chiamo il Zap degli anni 2000, anche se parliamo del 2022, però diciamo degli anni post 2000, e quindi adesso siamo arrivati addirittura al numero 18, 103 con la numerazione canonica e 18 perché partendo da 00 è il 19, perché questo è il numero 00, però è il 18 della numerazione nuova, ok? Quindi Zap numerazione nuova. Allora, e quindi qui abbiamo detto che trattano anche i, i 16 bit. Andiamo avanti, ho visto qui una bella cosa, perché Davide Bottino ha fatto una nuova versione di Bubble Bubble. Voi lo sapete benissimo, io ho pubblicato un paragone tra l'iconico Bubble Bubble su Commodore 64 e Bubble Bubble Remastered su Commodore 64. Poi Davide Bottino ha cercato di rendere quanto più simile possibile la versione per Commodore 64 alla versione arcade.
ok? E quindi diciamo io ho fatto un paragone anche tra il Bubble Bubble Remastered e la versione arcade. Trovate i video sul mio canale YouTube www.youtube.com/Renato De Vita, scritto tutto attaccato, ok? Associazione Irons di Vigevano, e praticamente va fatta, qui c'è scritto il tesseramento a partire appunto da gennaio. Infatti io già l'ho fatto, vi faccio rivedere queste prime due pagine e poi andiamo avanti. Eccoci qua, guardate che bella questa rivista, a parte che la carta è sempre di altissima qualità, ed anche la stampa è perfetta. Qui addirittura C64 EMU, il nuovo emulatore promette faville, quindi un nuovo emulatore per Commodore 64. Il nuovo numero di Zap Raine, ce l'ho qua, questo è Zap Raine, il nuovo numero del 2025, lo sfoglieremo insieme in futuro, ok? Lo sfoglieremo insieme. Questo sempre fa parte delle news, siamo nella rubrica news, come leggete qui, Zap News, ok? Siamo nella rubrica news, quindi il nuovo numero di Zap Rain, il C64 EMU, un altro emulatore, esce a live ma è per PC. Qua che si parla Explora Commodore, l'evento commodoriano spagnolo celebra la nona edizione, quindi sono 9 anni che fanno Explora Commodore, però in Spagna, ok. Qui Larry su C64, Illusion City parla in inglese, il Duca su Amiga, e niente, e si va avanti. Wolfling Reloaded, e questo è il gioco che ha dato la copertina a questo numero, e infatti vedete che questa immagine la ritroviamo anche in copertina, vedete? È la stessa immagine della copertina, quindi questo articolo ha dato la copertina alla rivista, vedete bene? Purtroppo ci sono dei riflessi, questi non li posso evitare, ok? Però per darvi un'idea va benissimo. Allora, questo è un gioco, la Zikau, per C64, 42 euro su cartuccia, ok? Quindi Polyplay per C64. Allora, questo gioco ha preso un globale di 89%, quindi non ha preso medaglie. Tra l'altro la presentazione ha preso 90%, quindi ha senz'altro un'ottima presentazione. Grafica 89, quindi sembra, poi dalle immagini che hanno pubblicato, sembra un bel gioco pure curato dal punto di vista grafico. L'appetibilità 91%, quindi anche l'appetibilità. Allora, andiamo avanti. Abbiamo un gioco per Commodore Plus 4 e Atari, gratuito, che ha preso 93%, e quindi è un gioco caldo. Stiamo parlando di Death Sector. Death Sector, eccolo qui. Death Sector è gioco caldo per Plus 4 e Atari. Vedete? Death Sector, vi faccio vedere che i loghi sono molto molto belli, di questi giochi. C'è scritto gioco caldo Death Sector, ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Un altro gioco che ha preso 80%, però ha preso il 90% sulla presentazione. Questo è per Mega Drive, tra l'altro costa pure 70 euro, eh sì, 70 euro su cartuccia, si chiama Demon Claw. Demon Claw, bellissima la grafica di questo articolo.
guardate come ci hanno sempre abituato i redattori di Zap. Guardate che bel disegno, ma noi andiamo a vedere il logo. Demon Claw. Demon Claw Origins of Nar. Quindi per Mega Drive 70 euro su cartuccia. Andiamo avanti. Oh, un bel gioco caldo per ZX Next, 91% di globale, appetibilità 92, presentazione 89. Questo viene venduto a 10 sterline inglesi, vabbè, questa è roba inglese, su digital download, oppure tra 25 e 45 per la versione fisica. ZX Spectrum Next, gioco caldo, e si chiama O, o anche 0, non lo so, sembra una O. Ok, vedete qui O 0, non lo so. Gioco caldo. Gioco caldo significa che ha preso più di 90% e meno di 95%, quindi tra 91 e 94% come globale. E quindi un gioco caldo per ZX Next. Ok, dietro le quinte col programmatore, addirittura c'è una breve intervista, un breve intervento del programmatore. Ci sono ovviamente tutte le note dei redattori, e andiamo avanti. Grande, qui si parla di un computer, quindi hanno fatto pure un'altra versione, perché qui c'è scritto C128, questa per Commodore 128, però è uscita pure per C64, quindi questo gioco, tra l'altro medaglia d'oro di Zap, attenzione, 97%, SNK vs Capcom Stronger Edition, quindi per C128 C64 gratuito in digital download. Ok, stavo vedendo, ma ve lo faccio vedere, medaglia 0 di Zap per Zap Test, Commodore 128 e Commodore 64. Guardate che il 128 venne venduto prettamente come computer da lavoro e sono pochissimi i giochi usciti prettamente per 128 non in modalità 64. Il 128 era compatibile con un buon 90%, 85-90% dei giochi che sono usciti per il Commodore 64 e, e niente, però giochi suoi proprio fatti per il 128 ne sono usciti veramente pochi, proprio perché era visto come un computer più da lavoro che per scopi videoludici. Ok, oh, gioco caldo per Amiga, e questo è stato presentato, sì, viene dato anche insieme al nuovo Amiga 1200, A1200, ed è The Settler 2 Gold Edition. Questo ha preso il 92% come globale, ha preso il 90% la presentazione e il 92% la grafica. È il seguito di The Settlers. Ok, se andate a vedere sul mio canale, mi pare che ho pubblicato uno short dedicato al DA 1200, ad Amiga 1200, che dovrà uscire a breve, e veniva presentato proprio insieme alla presentazione di questo gioco, The Settlers 2 Gold Edition. Ok, quindi eccolo qui, recensito all'interno di questa rivista per Amiga. Eccolo qui, gioco caldo per Amiga, The Settlers 2 Gold Edition. Ok,
Questo allora verrà venduto 29, mazza, 29 euro in digital download. Ovviamente AGA, mazza, richiede 32 mega di fast. Quindi ci dovete avere una bella. Tra l'altro, mazza, oh, addirittura vuole lo 0,40, quindi 68,040. Con questo si gioca in emulazione, quindi costa 49 euro boxed e niente, praticamente AGA 0,40, 32 mega di fast. Questo se si gioca con WinUAE perché è impossibile. Anche chi ha i real hardware 32 mega erano tanti, per quanto adesso si trovano tutte le SIM. Se uno aveva un'acceleratrice sotto l'Amiga 1200, tra l'altro è AGA, quindi o 1200 o 4000, o il CD32, perché? Quindi già si è fatta una grossa limitazione. Sul 1200, sul 4000 è abbastanza facile trovare le SIM. Mi pare che il 4000 c'aveva 4 banchi per le RAM già sulla scheda madre, ma non mi ricordo. Lo vedremo durante quest'anno il 4000. E se c'era 4 banchi, 4x8 32, bisogna metterci 4 SIM da 8 che non erano molto sviluppate all'epoca perché erano tanti 8 mega per un banco solo, quindi bisogna vedere se si trovano da 4 mega, se ne trovano tantissimi, io pure ce n'ho tantissimi. Da 8 non lo so, da 8 a 70 e 60 nanosecondi, all'epoca la velocità della RAM era misurata in nanosecondi, accanto al, diciamo, al numero di modello della RAM c'era sempre un trattino 60, trattino 50, trattino 80, quella era la velocità in nanosecondi. 80 nanosecondi era la più lenta, 50 nanosecondi che io mi ricordi era la più veloce di tutte. Poi quelle che andavano di più erano le 70 e le 60 nanosecondi, ed erano memorie molto molto veloci per l'epoca, ovviamente adesso non, non è più così. Ok? Quindi questo è The Settlers, presentazione 90%, grafica 92, globale 92. Andiamo avanti, passiamo un'altra volta allo Spectrum. Questa volta si parla di un gioco un po' veramente, questo gli hanno dato un titolo un po' così per ricordare un po' un gioco iconico su Commodore 64. Su questo Spectrum l'hanno chiamato un po' così. Allora vi dico che il gioco a cui io mi riferisco è Zack McCracken su Commodore 64. Questo si chiama Zack Medruken Save the Kitchens. The Chickens, sì. Zack Medruken Saves the Chickens. Scusate il mio inglese, faccio pietà in inglese. Presentazione 90%, globale 87% per Spectrum. Come vedete escono ancora giochi anche per lo Spectrum. Eccola qui la pagina di Zap dedicata a questo gioco. Zack Medruken. Druken era, no? Sì. Zack Medruken. Eccolo. Zack Medrukens. Ok. 00 in digital download, quindi gratuito in digital download. Andiamo avanti. Oh, Commodore 64. Ritorniamo al Commodore 64. Medaglia d'oro di Zap. Vuol dire che ha preso 96% di globale. Presentazione 91%, addirittura sul sonoro 97%, quindi hanno utilizzato il SID al massimo del suo potenziale. Viene dato gratuitamente in digital download questo Random Ancient Stones. Random. Guardate, resto fermo un attimo in modo che metta a fuoco e poi avviciniamo medaglia d'oro di Zap. Random Ancient Stones, gratuito in digital download. E qui ci sono tutte le immagini, poi bisognerà andare a leggere tutto quanto il sonoro. Sfogliamo, sfogliamo. Andiamo avanti, si torna sul Mega Drive.
Mega Drive, questo è un test, ha preso globale 84% e ha preso il 90% sull'appetibilità. Questo giochino che si chiama Pogo Girl, Go Go Pogo Girl. Tra l'altro costa $10 in digital download, 37,95 euro su cartuccia. Boh. Comunque, Go Go Pogo Girl. Bellissima questa rivista, io sono sempre più affezionato a questa rivista, per questo poi ho rinnovato l'abbonamento all'associazione Irons di Vigevano. Guardate, guardate che belli questi loghi. Go Go Pogo Girl all'interno di Zap. Pagine 22 e 23 per Mega Drive. Go Go Pogo Girl. E poi ci sono tutte le note. C'è anche una versione per PC e console. Go Go Pogo Girl. Andiamo avanti. Oh, Fedor Alistair Brimble. 3 domande a Alistair Brimble. Allora, questa foto che vedete qui sta anche sulla rivista dedicata ad Amiga, proprio su uno dei primissimi numeri. Vedete questa foto? Ricorda parecchio quella, la rivista. Tra l'altro dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di tutti i numeri anche di quella rivista lì e me ne mancano ancora 10. Infatti devo mandare i link ad Amazon a mia moglie per comprarli tutti insieme, altrimenti non li troviamo più. E infatti vedete qui di che cosa si parla? Amiga 4.0, ok? Io non mi soffermo troppo, tra l'altro 3 pagine belle piene di rivista, eh. Guardate, adesso vi faccio vedere anche l'altra pagina, però vi voglio parlare anche di questo gioco per Mega Drive che ha preso la medaglia d'oro di Zap, ok? E quindi gli hanno dedicato anche 3 pagine per Mega Drive, tra l'altro costa 17,90 in digital download. Quindi qui c'è una pagina che l'ultima parte dell'intervista ad Alistair Brimble e di qua invece c'è recensito Artion. Ancient Corporation. Artion. Allora, vi faccio vedere. Molto spesso anche i loghi dei giochi sono complicati da leggere, eh. Vedete medaglia d'oro? Ed ecco il gioco, questo è il logo. Qui c'è la medaglia d'oro, medaglia d'oro. Eccolo qua, Artion. Ok, questa è la prima delle 3 pagine dedicate a questo gioco medaglia d'oro per Mega Drive. Ok, test per Mega Drive. Allora, questo gioco ha preso, ammazza, sulla presentazione 96%, globale 95%, quindi da 95 a 90 a 100, poi vabbè, è medaglia d'oro. Quindi niente per Mega Drive. Poi bellissima la grafica, quanto ha preso sulla grafica? 95%. Infatti io vedevo che era molto bella la grafica da queste immagini. Guardate che belle immagini. Voi, allora, io perché l'ho vissuti quei tempi e sapevo qual era la grafica e le potenzialità di questa macchina del Mega Drive e quindi lo riesco a capire subito se hanno sfruttato appieno o meno le capacità hardware di una console, di un computer di quell'epoca. Avendo visto queste immagini che sono state pubblicate, mi piaceva parecchio dal punto di vista grafico, infatti 95% ha preso sulla grafica. Ok? Molto 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 bello. Sulla longevità non ha preso tanto, appetibilità anche 95%, sonoro addirittura
96%. Bene, 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 bene. E andiamo avanti. Si ritorna al nostro amato Commodore 64. Tornando sul Commodore 64 abbiamo un altro gioco che ha preso medaglia d'oro. Medaglia d'oro di Zap. Medaglia d'oro di Zap globale 95. Parliamo di Quad Init Exit 2 secondo. Allora, questo viene dato dollari 8,99 in digital download. Quad Init Exit 2. Medaglia d'oro di Zap. Comunque queste pagine. Guardate, sfogliare questa rivista, poi io me la rivedrò bene con gli occhiali, perché purtroppo non vi leggo quello che c'è scritto, vabbè, un po' per invogliarvi ad acquistare la rivista, senz'altro quello è il motivo principale, ma anche perché ce leggo male, quindi. Ed ecco questo che è in test, Codini Exit 2, medaglia d'oro di Zap, globale 95%. Grandissimi, anche qui la grafica è accattivante, bisogna vedere il gioco poi com'è. Anche il sonoro sembra molto molto buono, cioè 97% sull'appetibilità. Oh. Oh, passiamo un'altra volta al nostro 16 bit a cui siamo tanti affezionati, all'Amiga AGA 030, capirai, con 8 mega di fast RAM, quindi già si può fare gratuito, in digital download. Hanno fatto la versione AGA di Outrun, quindi Amiga 1200, Amiga 4000, Amiga CD32, però richiede almeno 8 mega di fast RAM. Eccoci qua con Outrun versione AGA, versione quindi con più colori sullo schermo, una versione un po' più fluida, perché avere l'AGA significa anche avere sotto un A1200 minimo 0,20, qui comunque richiede lo 0,30, quindi ci vuole un'acceleratrice, o un 4000 0,30 0,40, va benissimo, addirittura come i miei che sono 0,60 sicuramente andranno benissimo. Benissimo, quindi per Amiga Outrun AGA, presentazione 92%, grafica 95%, globale 93%. Non siamo arrivati alla medaglia d'oro, però come gioco caldo ci siamo. La grafica ricorda molto, molto, molto quella dell'arcade, della sala giochi. Poi bisognerà vedere la velocità, la fluidità, diciamo, tutto il resto che rende pure la musica, il sonoro, diciamo, tutte le altre parti che poi rendono unico un videogioco. Ok, quindi anche la longevità, qui gli hanno dato 90% alla longevità e 90% all'appetibilità, addirittura il sonoro 93%. Ricordiamoci che Amiga con le sue 4 voci era tanta roba, venne usata tantissimo anche per creare dei campioni da utilizzare poi addirittura in discoteca o durante i vari mix che uno faceva, che poi dava in giro agli amici su cassetta. I vari DJ utilizzavano anche non solo la voce di Amiga, trovate anche qualche short nel mio canale registrato appunto in quell'epoca, addirittura con l'Amiga 1000, utilizzato da diversi DJ per fare le presentazioni ai vari mix che proponevano su audiocassetta a tutti i fan, a tutti i loro fan. Quindi andiamo avanti, C64, gioco caldo, 90%, www. Ma perché gli danno questi nomi strani? Gratuito in digital download, presentazione 91%. www. Mi sembro scemo. Queste sono le 2 pagine dedicate a questo gioco per Commodore 64. Questo è il titolo del gioco. Vedete la prima schermata. www. Non sapevano come chiamarlo, l'hanno chiamato così. www. Per C64. Va bene. Chiariamo subito che ognuno lo scrive
un po' come vuole. www si scrive con 6 V maiuscole, rimanendo in tema di consonanti. Sto leggendo un po'. Si chiama 6 V maiuscole. Gioco caldo per C64. La grafica infatti ha preso 80%, poteva essere fatto meglio dal punto di vista grafico. Vabbè, però è un gioco caldo. Emulatori, come trattarli nel tuo business. Una questione spinosa su cui facciamo chiarezza. Retro Biz. E di qua invece ci sta l'emulazione legale, vedete, delle pagine dedicate non a videogiochi ma ad altre questioni. Pienissima questa rivista, come vedete, sono 41 minuti di live già. Emulazione legale da una parte. E qua il podio IRGB 2025 dalla Russia con amore per lo Spectrum. Qui andiamo avanti e ci sono delle rubriche all'interno di Zap numero 103. Zap numero 103. Eccolo qua. Andiamo avanti. Feature, sempre dal Yandex RGB, YRGB 2025. Presentate tante cose, guardate, tanto software vedo, E quindi non siamo solo qui in Italia, appassionati che dedicano il loro tempo ancora a queste macchine che sembrano così datate, ma ancora vive nei nostri cuori. Spectrum, ZX Spectrum, 128K, gratuito in digital download, medaglia d'oro di Zap, totale 95% per asimmetri per ZX Spectrum 128. Io ce l'ho lo ZX Spectrum 128, durante quest'anno vedremo pure se funzionano. Gli Amiga 4000 non li collego alla corrente, qualche altra cosa forse sì. Spectrum 128K, gratuito in digital download, medaglia d'oro di Zap, presentazione 96% e grafica 93%. Infatti è molto molto bello per essere un gioco per lo Spectrum che aveva quei colori un po', cioè aveva dei colori, una palette di colori lo Spectrum che a me personalmente non piaceva tantissimo, però effettivamente questo, andando a vedere, no, questa immagine qui sembra molto molto fatta bene, e questo è il logo, che poi non è un logo, vabbè, è solo una scritta. Asimmetri, medaglia d'oro di Zap. Andiamo avanti. Qui abbiamo, ecco, due pagine dedicate a due giochi per lo Spectrum. Uno ha preso 80%, l'altro 76%. Parliamo di Cubix, che ha preso 80%, e Travel Unlimited 76% Travel Unlimited. Quindi Cubix e Travel Unlimited, tutte e due per Spectrum. Tra l'altro, allora, uno gratuito in digital download Cubix, gratuito in digital download anche Travel Unlimited. Eccoli qua, tutti e due. Eccoli qua. Li vedete tutti e due, eccoli. Allora, andiamo avanti. Allora, plus 4 e C64. Allora, The Bard's Tale, me lo ricordo, ce l'ho su C64 ed è uscita la versione per plus 4, gratuito in digital download, ha preso 70% The Bard's Tale Adventure, e Beer Rescue 73% globale per Commodore 64, gratuito in digital download, no, Euro 4.
un digital download, no, gratuito, gratuito. Commodore 64 euro 00 digital download. C64 73%, Beer Rescue. The Bard's Tale Adventure, io ce lo aggiungo io Adventure perché Bard's Tale era un'avventura, mi ricordo. Tra l'altro mi pare che era un dischetto intero la toala B, una cosa del genere, o più di un dischetto. Comunque era bello, era bello. Qui vabbè non ci stanno loghi da far vedere, c'è la scritta The Bard's Tale e di qua, eccola. Ok, quindi vi ho fatto vedere altri due giochi. Andiamo avanti. Oh, gioco caldo per Neo Geo. Il Neo Geo è un'altra console per videogiochi che ebbe grande successo perché aveva una grafica molto 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 simile agli arcade. A quella del bar 92% per Double Dragon 1, mentre di qua una console che a me è piaciuta sempre, ce l'ho ovviamente, il ColecoVision. A me piacque tantissimo per il gioco The Smurfs, quello dei puffi. Ok, il ColecoVision, però c'erano tanti tanti altri giochi. Se la vedevano, cioè la lotta era tra l'Intellivision e il ColecoVision. Chi si è connesso? Oh, Luke74! Scusami Luke se non ti ho salutato prima, ma vero? Ah, ciao Michele, Michele. No, sto vedendo sul cellulare, tra l'altro è scritto. Questo vi dimostra che da lontano riesco a vedere, però non me ne ero accorto perché preso dalla live e dalla rivista, non me ne ero accorto. Salutiamo, si sono connessi sia Luke74 Channel, un saluto che Michele Rizzardi. Ciao Michele, benvenuto. Purtroppo non mi funziona più Restream, quindi non funzionandomi più Restream Chat, io non riesco a leggere niente. Ho attivato la chat sulla televisione, ma là non c'è niente proprio, non compaiono queste scritte. Non lo so da quanto tempo mi avete salutato. Vabbè, me ne sono accorto adesso. Vi saluto adesso. Grazie di essere qui con me. Stiamo vedendo ovviamente la rivista che vedete lì, questa rivista Zap. Ok? Come ho detto, cercherò eh, di fare una live al giorno, vediamo un po' quello che ci riusciamo a fare, se riesco a fare anche una live domani, magari facciamo uno sfogliamo insieme di una rivista dedicata ad Amiga, così per completare un po' la settimana con Reni Retro. Poi magari la settimana prossima iniziamo con una rivista di Reni Toons. Vediamo, vediamo. Ieri abbiamo visto una rivista interamente dedicata alla Nintendo. Era arrivato a ColecoVision, vi ho detto che mi piaceva per gli smart, i puffi. Operation Hibernation, 79% di globale, presentazione 76, grafica 79. E niente, Double Dragon 1 per Neo Geo e Operation Hibernation per ColecoVision. Eccoli qui, ve li faccio vedere. Eccoli, eccoli, eccoli qua. Devo risolvere il problema con Restream che mi dà un sacco di errori da tutte le parti, ma io sono sicuro che è perché io ancora mi ostino ad utilizzare Windows 7. Chrome non mi si aggiorna più, devo utilizzare un altro browser forse per entrare in Restream. Adesso vedremo, ci voglio mettere le mani, farò delle prove. Purtroppo io il pomeriggio non ci sto mai durante la settimana e quindi ho solo la mattina. Poi per preparare queste live e i video che io pubblico tutti i giorni, tra l'altro mi sono messo in testa, sono un matto perché mi sono messo in testa che con questa macchina devo pubblicare video in 4K e quindi sono passato da 3 a 6 ore per fare un video, vabbè, quelli che vedete tutti animati con le piastre che poi servono solo per ascoltare musica, però li faccio belli pure dal punto di vista video. Ah, vi sto facendo vedere, non vi ho detto che. Allora, siamo passati al NES e al Mega Drive. Quindi per NES vi faccio vedere Malasombra che ha preso un 79% di globale. Per Mega Drive Metal Gear ha preso 85%. Metal Gear. Vedete? Eccoli qua. Troppa luce c'è troppa luce.
Sono indeciso, ma se io spengo questa, tanto è il LED. Voi vedete meglio? No. Di solito più luce è meglio. Più luce c'è, meglio è. Riaccendiamo la luce a LED, va. Così mi illumina almeno a me. Non scrivete niente nella chat, niente, va bene. Oh, andiamo avanti. Qui siamo arrivati all'MSX addirittura. Ed è qua il NES, Nintendo Entertainment System. Ne abbiamo parlato anche ieri del NES. Allora, qui abbiamo un gioco per l'MSX che ha preso 84%. Si chiama Solar Fox 2 Space Evaders. E invece per il NES, Nintendo Entertainment System, abbiamo un gioco che ha preso 84% e si chiama The Adventures of Panzer Frontiers. Sembrano carini tutti e due, per carità. Allora, quello per l'MSX, Solar Fox 2, sulla presentazione ha preso 70%, sul sonoro 65%, quindi è un po' così così. Quest'altro per il NES invece ha preso 90% sulla presentazione e sulla longevità 79, sonoro 89. Beh, deve essere un bel gioco anche quello. Questi ovviamente se sono gratuiti in digital download li potete vedere tutti quanti con i relativi emulatori, li potete vedere tutti sul PC con i relativi emulatori. Vediamo. Questo è gratuito in digital download per MSX. Ah, è uscito pure per ColecoVision questo Solar Fox 2 Space Evaders. È uscito pure per ColecoVision. Costa 5 dollari mi pare. Vabbè. E qua addirittura 12,90 in digital download, questo per il Nintendo Entertainment System. Pensate. NES. Allora andiamo avanti e qui abbiamo due pagine sempre di Mamma Commodore. Da una parte abbiamo il Plus 4 e dall'altra parte abbiamo il Commodore 64. Allora, per il Plus 4 un gioco che ha preso il 73% di globale, che è Phil's Adventure, gratuito in digital download. Mentre da quest'altra parte abbiamo Tyrian's Towers per Commodore 64, 77%, e questo ha un costo 34,90 su cassetta. 4,20 però sono sterline in digital download. Ok, quindi abbiamo Tyrian's Towers per Commodore 64 globale 77% e Phil's Adventure per Commodore Plus 4 globale 73%. Eccoli a voi. Pienissimo questo numero di zap, come vedete, non finisce mai. Non finisce mai, quasi un'ora di live, siamo a 53 minuti. Oh, C64 e Amstrad per la serie Il Mago Merlino. Il Mago Merlino. Abbiamo NetShaker, Gioco Caldo, Exapucciu, Exapucciu per CPC, Amstrad CPC, pensate. E poi The Secret of Anubis, quindi il segreto di Anubi, di Anubis, gratuito per Amstrad CPC. E invece NetShaker è per Commodore 64 gioco caldo. Gioco caldo 90% ha preso NetShaker per Commodore 64. E invece Amstrad CPC abbiamo Exapucciu e The Secret of Anubis. Vedete, per la serie Il Mago Merlino. Che spettacolo questa rivista, ragazzi, che spettacolo. Veramente bella sta rivista. E va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, sistemi vari. È uscito per un sacco di console, un sacco di computer. The BDB Project, Wild West, Teen Star, Desperados e molti altri a venire. Giochi caldi, pagella 90%, e sono tutti questi western, C64, C128, Plus 4 e tante altre macchine. Vedete? E adesso vi posso far vedere di nuovo il logo
vi avvicino il logo. Eccoci qua. E poi andiamo avanti. Oh, Sega Master System ed MSX. Qui abbiamo in una stessa pagina Pac-Man Master Museum 84% e Pengo 78%. Bla 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 bla. Uno è per Sega Master System e per quell'altro è per MSX, mentre da quest'altra pagina per Commodore 64 abbiamo Bitmap Pixies, Pixies, quindi Bitmap Pixies 65%. Ecco queste altre due pagine di Zap 103. Guardate che spettacolo. Beh. Ci sono un po' di riflessi, però è giusto per farvi rendere l'idea, ok? Oh, Atari 7008, Tiger Heli 40° anniversario 86%. E poi hardware Atari 2006 Plus Pac-Man Edition. Qua è l'hardware Atari 2006 Plus, Atari 7008. Che tuffo nel passato, ragazzi, ogni volta, Questa è una rivista moderna su hardware vetusto, antico, su hardware vecchio, perché la rivista è moderna e tratta di cose che sono uscite adesso, che stanno ancora facendo adesso, però su che cosa? Su delle macchine dell'epoca nostra, di quando noi eravamo giovani. Vedi che c'è preview per PC. Stanno a fare un gioco che io adoravo tantissimo, veramente tantissimo, ed era Project X, è Project X, 4 dischetti per Amiga, Light Years, Project X Light Years, anni luce, mamma mia quanto era bello Project X. Select now for speed up, speed up, select now for shield, shield, select now for beam, beam. C'era questa voce che parlava e ti leggeva le armi che tu andavi a selezionare. Shield era la barriera, speed up era l'aumento della velocità dell'astronavicella. Comunque. Oh, e poi siamo arrivati alle ultime due pagine di questa rivista che come sempre sono dedicate alla posta. Se volete che una vostra mail venga pubblicata, scrivete a posta@zapmagazine.it, ok? E qui c'è la posta dei lettori, ok? Quindi pubblicate le vostre email, ok? Quindi gli scrivete alla redazione posta@zapmagazine.it. E con queste due pagine che vi ho fatto vedere si conclude. Certo che c'è anche un canale Twitch del buon Renato, ma siamo ancora già in live su Twitch, C'è. Io sto in live anche su Twitch, ma Twitch non lo apro, mea culpa, non lo apro da una vita, non so neanche se funziona ancora. Io avvio la live, no? E io utilizzo un plugin di OBS che mi permette di andare in live dove mi pare, su quante piattaforme mi pare. Il problema di questo plugin è che non mi gestisce le chat di tutto quanto, quindi mi devo sempre appoggiare per esempio a Restream, che la versione gratuita mi mette a disposizione solo 2 piattaforme. Prima erano 3, poi dall'anno scorso sono diventate 2, ma magari me ne diventa una e allora a quel punto Restream non ha più motivo di esistere, a quel punto lo levo Restream. Il nome del canale o Reni J o Renato De Vita. Aspetta, te lo dico subito, Lo vediamo subito in tempo reale, real time, Allora, twitch.tv, perché mamma mia quanto tempo che non lo apro, /Reni_J, vediamo un po'.
così vedo pure se sto in live. Reny, Reny underscore il trattino basso, sì, sto in live, JAY. Magari te lo scrivo qua, aspetta, col cellulare, lo scrivo qui. Twitch.tv slash Reni underscore J. Questo dovrebbe essere Reni underscore J, però qua non si clicca, vabbè. Io l'ho scritto perché non c'ho modo. Come lo scrivo io? Con Restream dovrei aprire YouTube qua. Vediamo un po' se apro YouTube qua, youtube.com. Ma mi si rallenterà tutto, perché con sto PC, purtroppo, poveraccio. Allora, questo lo posso chiudere Twitch, così non mi si rallenta ulteriormente. Immagino che stia scattando tutto. Allora, andiamo a vedere se vado nella mia live stessa da qua. Ma non vedi che sto a fare? Cioè, una cosa che non ho mai fatto perché immagino che rallenti tutto. Eh no, devo andare sul mio canale, il tuo canale, mo mi si rallenta tutto. Vado qua nella live e se vado qui nella chat mi fa scrivere. Boh, sì, sembra di sì. Aspetta, vediamo un po'. Questa è la live attiva su Twitch. Vi ho messo il link alla live. Eccomi, ti ho seguito. Devi cambiare categoria a Twitch. Metti retro. Eh no, perché io li faccio tutto. Su Twitch faccio. Poi all'epoca sì. Mi sa che gli cambierò pure nome. Lo chiamerò Renato De Vita pure lì, così è più facile trovarmi. Può essere un'idea riprendere in mano il canale Twitch, perché mi farebbe piacere. Non so se gli si può cambiare canale e nome. Lo chiamo Renato De Vita perché così lì ci faccio Reni Retro, Reni Toons, Reni J e quindi parliamo un po' di tutto, che mi farebbe molto molto piacere. Quindi mi ha messo il segui pure su Twitch, grande. Ora mi arriverà la mail. Da mo' che non mi seguiva nessuno su Twitch. No, un canale, allora, ti racconto brevemente anche perché si è fatto tardi e quindi la live è durata più di un'ora, siamo a un'ora e 2 minuti. Praticamente tanto tempo fa ritornarono in voga, stiamo parlando mi sa del 2015 più o meno, quegli anni lì, una decina, 10-11 anni fa, i vinili e con i vinili tornarono in auge una marea di DJ. Diciamo che Facebook fu la prima scelta per fare delle live musicali, ok? Quindi con i giradischi, con i mixer e con tutti questi vinili si andava in live su Facebook che non bloccava nessuno, anche se all'inizio l'audio era monofonico su Facebook, tu potevi uscire pulito quanto ti pareva, però Facebook in fase di elaborazione del flusso audio-video faceva diventare mono l'audio e diciamo diminuiva pure di qualità il video, quindi erano live proprio sul nascere e c'erano tanti DJ che in quegli anni sono rinati, tante vecchie persone che avevano questi giradischi buttati in garage, in soffitta, diciamo dentro a un armadio, l'hanno rimontati e hanno ricominciato a fare diciamo i DJ in live. Ok? Questa cosa ha preso molto di più anche durante il Covid, quindi circa 5 anni dopo, per tutti quei 5 anni ci fu un'evoluzione di queste live, tant'è vero che si cercarono anche altre piattaforme su cui trasmettere in live, anche perché Facebook poi cominciò a dover fare i conti con i copyright dei brani musicali che venivano trasmessi, che venivano messi. Per quanto il DJ aveva i diritti perché aveva acquistato il vinile, e i vinili come sappiamo sono quasi tutti, diciamo un 99,9% tutti originali e quindi tutti con i diritti pagati, però non per la pubblica diffusione, perché è come se io con i miei vinili mi mettessi e mi aprissi una radio in FM o su web, non si può fare. Io
quando ho acquistato i vinili, l'ho acquistati per poterli far ascoltare a diciamo, i miei familiari e basta, ai miei amici e basta. Non potevo fare pubblica diffusione. A tanto è vero che quando andavamo e io facevo il DJ ai locali, pubblica diffusione, si compilava il bordereau, che era la lista dei brani che erano stati messi, e il proprietario del locale prima pagava la SIAE. Poi adesso pare che sia a carico del DJ pagare la SIAE, e quindi viene aggiunto al compenso del DJ anche l'eventuale costo SIAE. Quindi vanno pagati dei diritti aggiuntivi. Quindi si cercavano delle piattaforme che non bloccassero per colpa dei diritti le live, perché si poteva fare semplicemente come adesso fa YouTube. Io pubblico una marea di musica che non è mia, ma io il mio canale non è monetizzato. YouTube ci mette lo stesso la pubblicità sui miei video e sul mio canale YouTube quando un video sorpassa le 100 visual, e ci appioppa pubblicità a sua scelta, e praticamente tutto quello che si ottiene da queste pubblicità viene diviso tra gli aventi diritto, diciamo, per quanto riguarda i copyright. E quindi si poteva fare una cosa del genere, come fa anche per esempio Mixcloud o SoundCloud, tutte queste piattaforme che ti permettono di caricare compilation mixate, e anche le live, diciamo, potrebbero fare in questo modo. Attualmente quello che so io è che dove tu puoi fare queste live, quindi anche Twitch eccetera, provvede stesso la piattaforma a pagare i diritti sulla musica che uno va a mettere durante una live. Quindi nacque così quel canale, perciò si chiama Reni J, nacque per fare le live musicali. Poi io l'ho cominciato ad utilizzare per fare anche le live, per trasmettere queste live che faccio da tanto tempo, però dando prettamente risalto alla piattaforma YouTube, perché diciamo Twitch l'ho un po' abbandonata. Twitch ero riuscito a fare delle cose incredibili su Twitch. Avevo aperto una radio, è stata aperta per 6 mesi, avevo un PC giù in salotto, acceso H24 è stato acceso per 6 mesi, e lì trasmettevo tutte le mie compilation, ed era anche interattivo. Infatti si chiamava Interactive Web Radio, ed era H24 in live su Twitch, e c'era la possibilità di fare gli effetti sonori, di mettere gli adesivi sullo schermo. Quindi chiunque si connetteva e guardava quella live a cui io non ero presente, quello era un PC acceso, solo un PC, senza monitor, senza niente, era un PC acceso che trasmetteva in rete, in streaming. Io gli avevo messo tutta una playlist, tra l'altro ero diventato matto tra plugin e cose per poter mettere anche il titolo dei brani, il titolo della compilation. Diciamo, è tutto abbastanza complesso, perché uno racconta e sembra tutto facile, invece no, dietro c'è tanto lavoro, pure per mettere gli adesivi, per scegliere tutti gli effetti sonori, che quelli erano tutti effetti che erano dei sample che io ho preso, cose vecchissime che io avevo, che ne so, le voci di Verdone, queste cose qui, insomma, tutti degli effetti sonori che potevano essere aggiunti allo streaming, e quindi tutti quanti quelli connessi possono sentire o l'effetto sonoro o possono vedere l'adesivo che uno andava ad attaccare sullo schermo, ovviamente tutto in modalità virtuale. Non è che uno attacca un adesivo sullo schermo, però si attaccano e si staccano proprio come degli adesivi in digitale. Uno sceglieva l'adesivo, alcuni pochissimi erano a pagamento, altri erano tutti gratuiti, così come gli effetti sonori. Comunque, vabbè, è tutto. Dovrei riprendere in mano, sì, il canale Twitch forse sarebbe da riprendere in mano. Mo' vediamo nel 2026, voglio fare un sacco di cose. Vediamo se riprendo in mano anche il canale Twitch, gli cambio nome, lo chiamo anche lì Renato De Vita. Vediamo. Tra l'altro ho fatto l'accesso subito, quindi la password è rimasta salvata, perché, ripeto, è più di un anno che io non accedevo a Twitch. Ok, grazie per avermelo ricordato. Ok, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di questa rivista, ok? Mi hanno messo il sito, ha commentato su YouTube, adesso qualcuno mi ha messo un commento a qualcosa, vabbè.
questa rivista Zap numero 18103 del 2025, l'ultimo numero del 2025 di Zap. Adesso siamo in attesa, è già in lavorazione il primo numero dell'anno 2026 che sarà il 19104 19104/2026. Vi ripeto, dovete andare su zappmagazine.it, lì troverete il tesseramento che costa una quarantina di euro all'associazione Irons di Vigevano. Ok? Quindi quello è un tesseramento che vi rende soci di questa associazione culturale Irons. Non trovo, ve lo voglio far rivedere il loghetto loro, stava qui, eccolo, il loghetto dell'Irons di Vigevano, ecco, no, di qua, eccolo, il loghetto Irons di Vigevano. Guarda se riesco a sta fermo, ecco, Irons di Vigevano, e così vi assicurate l'acquisto dei prossimi numeri di Zap di tutto il 2026. Detto questo, vi invito a collegarvi ai siti che, come vedete, scorrono qui in alto, in alto, in alto, in alto. Allora, c'è legolando.it, sta passando adesso, che è dedicato al mondo dei Lego. Poi c'è classe74.it, che è il sito generale, generico, dedicato, diciamo, agli acquisti su Amazon. Ho dato un po' d'ordine a quell'immenso bazar che è appunto Amazon. Poi c'è ovviamente starwarsstore.it, dedicato alla galassia lontana lontana, al mondo di Star Wars, di Guerre Stellari. Poi c'è renij.it, attenzione, non c'è più Renij Store, ma c'è renij.it, dedicato alla musica. Il mondo del vinile.it, dedicato ai dischi in vinile. Poi magliettevintage.it è dedicato alle magliette, prettamente dando un particolare riguardo a quelle vintage. Ok? Quindi questi sono i siti che vi consiglio. Troverete poi i link tutti quanti in descrizione. Troverete tutti i link in descrizione. Appena finita questa live farò la copertina. Una volta fatta la copertina di questa live, compariranno anche tutti i link. Anche se volete offrirmi un caffè tramite PayPal, metterò il link al mio PayPal Me. Ok? Quindi io non chiedo mai niente, questo canale è gratuito, resta gratuito. Ho sorpassato i 1000 iscritti, però tra l'altro YouTube mi ha penalizzato per questa cosa, quindi io festeggio e non festeggio di aver superato i 1000 iscritti, perché mi sta tempestando di cosa attiva la monetizzazione attiva, a parte che io la maggior parte dei video che pubblico non possono essere monetizzati, perché come ho detto i diritti vanno a chi ne ha giustamente diritto, cioè, e quindi i soldi devono andare a loro. E poi io non voglio né fare gli abbonamenti né non voglio mettere niente a pagamento, tutto gratis. Ho sempre condiviso tutto. L'unica cosa che chiedo, che tanto a voi non costa nulla, è andare a fare gli acquisti su Amazon sfruttando i miei link. Perché sfruttando i miei link non siete voi che mi date qualcosa a me, ma è Amazon che mi dà qualcosa a me, per ringraziarmi della pubblicità che gli faccio. Ok? Quindi tra l'altro si parla ancora di poche decine di euro all'anno, cioè, quindi io lo faccio sì, così, per passione, tutte cose che io faccio per passione, perché grazie a mia moglie, grazie diciamo a mia figlia, grazie ai miei genitori, grazie a tutti quanti che mi hanno dato una mano, mi hanno permesso di diciamo dedicarmi, di fare il casalingo di mestiere, dedicarmi a mia figlia, perché io poi i pomeriggi non ci sto, non è che vado a lavorare, no, mi dedico a mia figlia, la devo accompagnare di qua, di là, fa tante attività pomeridiane, quindi io l'accompagno con la macchina da tutte le parti, accompagno pure mia moglie, il che ci ha permesso di avere una sola macchina, risparmiando ovviamente sul bollo, risparmiando sull'assicurazione, sulla doppia benzina, cioè abbiamo risparmiato un sacco di soldi avendo un solo veicolo, una sola macchina. Già quello è un bel risparmio, e poi diciamo andando, si è scelto, abbiamo fatto questa scelta io e mia moglie, che io sto a casa e lei poi va a lavorare, quindi ringrazio tantissimo
mia moglie, per questa opportunità di dedicarmi a questa mia passione che erano i computer, i vinili, la musica, i cartoni animati, diciamo, queste tre passioni che io ho messo dentro questo canale YouTube. Grazie a tutti, sono le ore 12:47 di questo 8 gennaio 2026. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me. Io vi lascio come sempre con le mie siglette di chiusura e vi do appuntamento alla prossima live. Spero di poterla fare domani mattina e andremo a sfogliare una rivista dedicata ad Amiga. Ok? Grazie mille di nuovo, buon pomeriggio a tutti, buon pranzo a chi si accinge a pranzare. Un saluto da Reni Retro, ciao a tutti, grazie!